De Agostini e AMZ presentano Gioca e suona con Cristina. Qui non c'è, eppure l'avevo messa proprio qui. Ha guardato nel frigo? E proibisco di fare dello spirito. Ma non si può mai sapere, magari volevate metterla al fresco. Il montepremi per chi trova la cassetta è di 10.000 miliardi di lire. Ti proibisco di fare dello spirito. Dacci piuttosto una mano. Ma cos'è tutto questo trambusto? Cosa succede? Ah, vuoi sapere cosa succede? Una tragedia, una catastrofe, un cataclisma. È la fine. Non si trova più la seconda cassetta di Gioca e Suona. Ah, poveri noi. E come si fa adesso? Non possiamo più giocare. Su, Cirillo, non essere triste. Quelli della redazione di Gioca e Suona sono in gamba. Vedrai che se la caveranno. Pagina 18. Capo, c'è una lettera per lei. Dovevo immaginarmelo. Il solito solfagio. Ecco chi ha la cassetta. La consegna delle orecchie di Cirillo. Aiuto, Cristina! Cosa mi succederà? Ti prego, nascondimi subito! Come farò senza le mie orecchie? A non frignare, non cederò a nessun ricatto. Andremo noi a cercare Solfagio. E tu, una buona volta, le orecchie tienile a casa. Ehi, dove correte? Si può sapere dove andate? Non ti preoccupare, staremo in contatto via radio con il nostro codice segreto. Segreto? Pagina 19. Vediamo di sapere dove sono andati. Cirillo, accendi la radio così potremo capire dove si trovano. 250 lire. Ma io non capisco. Sento solo dei rumori. Certo, questo è il codice segreto. Ogni luogo ha i suoi rumori e così noi lo possiamo riconoscere. Guardate a pagina 19. Ciascuno dei nostri amici sta cercando un solfaggiò in un luogo diverso. Ma quale? Ascoltate bene e collegate con la matita il personaggio al luogo in cui si trova. Cristina, sono il capo. Ci sono novità? Già che sono qui, avete bisogno di qualcosa per cena? Trovare qui Solfaggiò è un po' difficile, c'è una confusione. Ma dove sono capitato? Mi stanno saltando le orecchie. Come sarebbe che non posso entrare?
dove sono andati? Mi sembra facile. Il capo in chiesa. Camilla al mercato. 150 lire. Filippo al Luna Park. Il maestro in discoteca. E Saverio all'opera. All'opera? Ma vestito così non l'avranno fatto entrare. Meno male che Gioca e Suona pensa sempre a tutto. Guardate il cartoncino numero 2. Troverete dei vestiti proprio della misura di Saverio. Ritagliateli e fate indossare a Saverio il vestito adatto per andare all'opera. Ma fate presto, perché l'opera sta per incominciare. Il cavallo saltita, i sonagli squillano, gli occhi da frutta e là. Soffri il vento gelido, ad acqua neve, come che cosa fa? Il cavallo saltita, i sonagli squillano, gli occhi da frutta, gli occhi da frutta e là. Gli occhi da frutta, gli occhi da frutta e là. Pagina 20. Com'è lunga l'attesa. Il tempo non passa mai. Cirillo, dove sei? Sono qui! Guarda che cosa ho trovato! Fammi vedere. Ma sono le foto delle vacanze di Dorella. E dove erano finite? Le cercavo da tanto tempo. E c'è anche un biglietto con una cassetta. È di Filippo e dice: Ragazze, guardate bene queste foto. Ho nascosto in ogni foto un intruso. Dovrete scovarlo con l'aiuto della cassetta. Buon divertimento! Questo è un gioco per noi, ragazzi! Forza, ascoltiamo la cassetta. E in 4 e 4, 7? Cirillo? 4 e 4, 8? Bravo, Cirillo! In 4 e 4, 8 con i nostri amici scopriremo gli intrusi nascosti da Filippo nelle foto. In montagna... Nel bosco... In città... Al mare... E nella foresta... Che bel gioco! Io li ho trovati e anche Cirillo. E voi? Vogliamo confrontare le soluzioni? In montagna c'è una foca. Nel bosco una nave. In città vedo la coda di un leone. Al mare c'è un lupo. E nella foresta ha messo un treno. Pagina 21.
Ti giuro che l'abbiamo cercata dappertutto. Io sono andato persino all'opera, ma purtroppo non ho trovato nulla. Sentite, ragazzi, non dobbiamo perderci d'animo. Forse è meglio chiamare la polizia. E state un po' zitti e fatemi pensare. Capo, c'è un'altra lettera. Non sono così ingenuo da starmene qui in città ad aspettarvi. Dovrete andare ben più lontano se sperate di recuperare la cassetta, altrimenti sapete cosa dovete fare. Capo, non possiamo darci per vinti. Dobbiamo cercarlo anche in altri paesi. Io conosco una decina di lingue. So mai buongiorno, Pippo Baudo, Beppe Grillo e... Saverio! C'è un problema andare in giro per il mondo a cercare solfeggio senza conoscere le lingue. Le lingue? È facilissimo. Ho giusto una canzone che fa il caso nostro. E cosa vi serve? Latino? Russo? Spagnolo? Francese? Cantate con me e vedrete. Pagina 22 e 23. Con che cuore, Morettina, tu mi lasci? Con che cuore, con che cuore, con che cuore, Morettina, tu mi lasci? Con che cuore tu lasci me? Con che boschi, moretoschi, mamandoschi? Con che boschi, con che boschi, con che boschi, moretoschi, mamandoschi? Con che boschi, mamandoschi me? Avec quelqu'un, petit noir, tu me laisses. Avec quelqu'un, avec quelqu'un, petit noir, tu me laisses. Avec quelqu'un, tu laissez-moi. Que corazón, Morettina, mi despierte. Que corazón, que corazón, que corazón, Morettina, mi despierte. Que corazón, tu despiérteme. Qualcun carne leggerina me relinquis. Qualcun carne leggerina me relinquis. Qualcun carne relinquis me. La la la, la 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 la. La la la, la 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 Per tutti, mamma. Che belloschi questi deoschi. Va bene, ho capito. Andrò io a cercare solfaggiò. Il tempo di fare le valigie e parto. Pagina 24 e 25. Vogliamo seguire anche noi Camilla nel suo lungo viaggio? Guardate, ogni città è illustrata e nella cassetta potrete avere alcune indicazioni sonore delle città visitate da Camilla nel suo viaggio alla ricerca di solfaggiò. Proviamo a seguire il percorso con una matita. Rentre-t-il dans votre gamme habituelle de prestations? Oui. Notre cabinet a réalisé depuis plusieurs années de nombreuses études de ce type pour l'implantation de réseaux de distribution étrangers. À Paris, quand un amour pleure,
you will hear examples of practical English in action as the international language of the modern world, plus the history and development of the language from Old English to modern English, with examples of its evolution drawn from its greatest literature. And in the United States, where she is known as the Queen of Romance. And strip cartoons of her novels appear in 54 different American newspapers. Allora, qual è l'ultima tappa del viaggio di Camilla? Come? New York! Bravi, avete indovinato! Camilla, proprio a New York, ha trovato Solfaggiù che se la spassava e si divertiva a risolvere i giochi di Gioca e Suona. Ma lui non vuole che si sappia in giro. Meno male che Camilla ha trovato la cassetta, altrimenti rischiamo di rimetterci le orecchie. E adesso possiamo anche suonare. Pagina 26 e 27.
È il momento di riprendere la tastierina per suonare e cantare la canzone David Gnomo amico mio. Prima l'ascolteremo interpretata da Cirillo, poi potrai eseguirla sulla tua tastierina. Oh, Cristina, questa canzone la conosco proprio bene. Posso cantarla io? Certamente, Cirillo. Sono sicura che canterai benissimo. Un cappello a punta hai, David Gnomo amico mio, e felice nel bosco stai, David Gnomo amico mio. Le tue gote son grosse e rosse e il naso è un po' all'insù, porti sempre una giacca blu, David Gnomo amico mio. Suonato bene? Gli animali curare sai, e del male mai non fai. Sei piccino ma tu sei forte, 7 volte ben più di me. La paura non sai cos'è, David Gnomo amico mio. David Gnomo, David amico mio, sei tu il migliore amico che ci sia. David Gnomo, David amico mio, sei forte, sei leale, porti sempre l'allegria. Bravissimo, Cirillo. Adesso, se vuoi, possiamo suonare con la nostra tastierina. Ah, che bello! Dai, cominciamo subito! 1, 2... Sai una cosa, Cirillo? Cosa? Sei veramente bravo a suonare la tastierina. Ah, ma va là, Cristina! No, dico davvero. Davvero? Ho solo qualche problema con le zampine. Ma no, dai, sei bravissimo. Grazie! Adesso ti canto un finale. David Gnomo, David amico mio, sei tu il migliore amico che ci sia. Dopo aver ascoltato l'interpretazione di Cirillo, ora proviamo nuovamente ad eseguire sulla nostra tastierina la canzone David Gnomo amico mio, seguendo lo schema colorato di pagina 27. Attenzione! Ad ogni rettangolo colorato corrisponde un suono. Più grande è il rettangolo, più lungo sarà il suono. E ora, buon divertimento! Pagina 28 e 29. Le interviste di Cristina. Il pianoforte. Sono proprio stanca. Ehi, come si permette? Scusi, io non volevo. Scusi un bel niente, ma non sa chi sono io? Certo, lei è il pianoforte. Ha detto bene, io sono il pianoforte. Da non confondere con altri strumenti per i quali è necessario precisare se hanno la coda, bla bla, e quanta ne hanno, mezza, 3/4, o se non ce l'hanno per niente.
Io sono il pianoforte da concerto, ta 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 ta, quello celebre, importante, quello che gira il mondo, quello che... Ho capito. E devo dire che ha ragione a sentirsi così importante. Lei è il principe degli strumenti. Sì, lo può ben dire. Ma sa che lei comincia a piacermi? Sì. E pensi che non sono nemmeno il più vecchio tra gli strumenti? Ho circa 200 anni e li porto bene, no? Che cosa ne dice? Pensa... Posso darti del tu, vero? Sì, certo. Ah, grazie. Pensa che nessuno è riuscito a ignorarmi. I più grandi compositori mi hanno dedicato tantissima musica, spesso i loro capolavori. Senti? Sublime, vero? Oh, come ha ragione. Ma mi dica, a cosa si deve tanta celebrità? Oh, è semplice. Ma come ti chiami? Cristina. Cristina, bello. Ma che cosa stavo dicendo? Ah sì, ecco, dimmi, Cristina, tu quante mani hai? Beh, 2. Oh, 2. E quante dita? 5 per ogni mano e fanno in tutto 10. Ecco la risposta alla tua domanda. Con 10 dita puoi suonare 10 tasti in una volta e sai cosa significa? È come se 10 persone o 10 strumenti cantassero o suonassero insieme. Sul pianoforte si può suonare qualsiasi musica, anche le sinfonie. Per esempio, la conosci questa? Certo, è fantastico. Ma mi scusi, e quello alla sua destra? Ah, chi lui? Sì, è il mio gemello, si chiama Verticale. Prego, pianoforte verticale. Non sarà un bel nome, ma è molto significativo. Si spieghi meglio. Ecco, noi pianoforti funzioniamo così. Le dita premono i tasti, tan tan che azionano dei martelletti, toc toc che picchiano sulle corde, blan blan che si mettono a vibrare, frrr, e così si sentono i suoni. Chiaro? Chiarissimo. Il mio gemello, con la coda, ha le corde sdraiate dentro la sua grossa cassa, così il suono è più pieno e ben udibile, anche in sale molto grandi. Io invece ho le corde disposte in verticale, devo occupare poco spazio ed essere utilizzato nei bar e nelle case, sarò anche meno famoso, ma senti un po'. E sapete cosa vi dico? Siete simpatici tutti e due e vorrei che vi deste la mano. Io credo che tutti i grandi musicisti abbiano iniziato a suonare sul pianoforte verticale. È vero! Io sono l'amico dei bambini. Dedicherò a te e a loro questo pezzo di Beethoven. Si intitola Per Elisa.
Chissà, forse l'ha scritto per una bambina. E questa? No, io sono una tastiera elettronica e pretendo un'intervista tutta per me. Senti quante arie, pensare che ha solo una fila di tasti. Chissà dove andremo a finire con questa mania di farci sempre più piccoli. Il teatrino di Gioca e Suona. Lo schiaccianoci. Shh, fate piano, questo è un sogno. Volete rovinare tutto? Sipario! Beh, ma che fa? Dorme davanti alla televisione. Clara! Ehi, Clara! Claruccia! Ah, non si sveglia? Pazienza, non preoccupatevi. Il nostro è un teatrino magico. State a vedere, cioè, volevo dire, state a sentire. Ed ecco la prima sorpresa. Sul secondo sipario vi presento il sogno di Clara. Clara è di là, oltre il primo sipario, che dorme, e noi siamo qui a vedere il suo sogno. Sogna di essere la figlia, niente meno, che del sindaco di una grande città. È Natale e tante persone vengono a portargli fantastici doni. Eccoli che arrivano. Una bambola, un teatrino con tanti personaggi. E questo cos'è? Uno schiaccianoci a forma di principe. Che sonno. Ma che fa? Si addormenta di nuovo? Ma è la prima volta che mi capita di vedere qualcuno che dorme e sogna di dormire. E adesso che facciamo? È proprio un bel teatrino questo, eh? Proviamo a vedere cosa succede dietro a quest'altro sipario. Su il terzo sipario! Willy! C'è un esercito di topi che... andate via! Che sta cercando di rubare il mio schiaccianoci, presto! Fa qualcosa! Non preoccuparti, ci penso io. Willy, cos'è successo? Il mio schiaccianoci si è trasformato in un principe. Oh, com'è bello!
bello! I topi scappano! Ero vittima di una magia e tu mi hai salvato. Clara, ti farò visitare il mio regno. Vieni, sul sipario. Un altro sipario. Ecco, ti presento la fata confetto. Chi l'avrebbe immaginato? Ed ora siamo nella steppa russa. Vuoi danzare anche tu? Scusi, principe, se deve dire sipario, si risparmi la fatica. Il teatrino è mio e so che di sipari non ce ne sono più. Ma non ti ricordi che questo è un sogno, perciò... Va bene, ho capito, però sipario lo devo dire io. Sipario! Le misteriose notti arabe. È meraviglioso! E ora una piccola sorpresa per te. Ti concedo questo ballo. E con noi danzerà... Sì, principe? E con noi danzeranno questi magnifici fiori.
Pagina 32. Le canzoni di Gioca e Suona. Che bello il teatrino di Willy. Peccato che sia finito. Ma non è finito Gioca e Suona, che vi riserva un'ultima sorpresa. Adesso vi insegnerò a suonare sulla tastierina il ritornello di Con che cuore, amorettina, tu mi lasci. Presto, Cirillo, prendi la tastierina. Cirillo? Per tutti, Maomam! Ti ho detto che si dice baobab. Sì, e io che cosa dico? Non dico Maomam! E va bene, ma cerca di aprire bene le orecchie. Ce l'hai la tastierina? Eccola! E voi, bambini? Ebbene, e allora via con la musica!